Ma siamo tutti molto contenti perché io mi aggiungo a voi, perché innanzitutto sono contento di rivedere vecchi amici, nuovi amici, il Lunatico Festival, di essere qui a Cervignano che per Bottega Errante è un po' una seconda casa, organizziamo qui il Festival del Coraggio, insomma e tante altre bellissime cose. E poi sono molto contento di ritrovare un vecchio amico ormai, perché è un po' di anni che ci conosciamo, che è Luigi Nacci. Insieme abbiamo fatto piccoli cammini, in realtà lui è un grande camminatore, ha viaggiato veramente ovunque. Noi abbiamo fatto un piccolo cammino sul Coglio, di cui ricordo qualche chiacchierata a parlare di libri e qualche bicchiere di troppo. E invece il mio incontro con Luigi è avvenuto qualche anno prima, l'ho conosciuto prima come scrittore che come persona, quando ho pubblicato per Ediciclo Alzati e cammina, una sorta di piccolo breviario, di una serie di indicazioni anche su come avvicinarsi all'arte del camminare, alla quotidianità del camminare, con una serie di esercizi anche da fare. Ricordo la pioggia a cui bisogna abbandonarsi ad un certo punto prima di iniziare il cammino. E poi ha scritto tanti altri libri, lui è poeta, anche intellettuale, insegnante, oltre che camminatore. Uno dei suoi libri che io ho amato più di tutti è Viandanza, che è uscito qualche anno fa per la Terza, che è davvero una sintesi, credo io, di tante cose che ha scritto, di tante cose che ha fatto, di tante cose che dice, che continua a dire, e poi recentemente è uscita Trieste Selvatica. Ecco, passare del tempo con Luigi è una cosa che io consiglio alle persone che hanno questa possibilità e noi stasera abbiamo la fortuna di poter trascorrere del tempo per lui, perché appunto oltre che scrittore fine, attento, è appunto un grande camminatore, è una persona che guida altre persone, nel senso che è proprio una guida, li accompagna in lunghi viaggi, ci raccontava prima che quest'estate ne hai fatti 10, hai accompagnato 10 gruppi di persone in giro tra la... Ah, durante l'anno che ti avevo sopravvalutato per un istante, scusa. Tra Ciceria, Carso, viaggia da Lubiana a Trieste. Per cui uno dei modi che mi sembra ideale, credo, per iniziare questa serata è partire da un termine che lui ha fatto suo, ci ha intitolato un libro e ti chiederei di cominciare da lì e spiegarci che cos'è questa benedetta viandanza. Eccolo. Allora, buonasera a tutti e grazie di questo invito, mi fa molto piacere, per cui grazie al Lunatica Festival, al comune di Cervignano, alla biblioteca, no? Questo centro bellissimo polifunzionale e grazie all'assessore per le belle parole che ha utilizzato, grazie a Alessandro e grazie a voi che siete qui, nel senso che si diceva dell'essere viandanti ospitalieri, cioè dell'andare ed aprire le porte, sono due figure che esistono solamente l'una insieme all'altra. E ugualmente noi in questo momento esistiamo solamente nella nostra relazione, perché scrivere un libro non ha nessun senso se poi non c'è qualcuno che lo legge. Per cui, come dire, la mia presenza qua è dovuta a voi. E io sono molto felice e stupito da questo. Quando uno scrive non sa mai se le proprie parole e le idee che vengono veicolate dalle parole troveranno un'accoglienza. Però la prendo lunga per arrivare, perché c'è questo episodio anche credo in Viandanza proprio. C'è sempre un episodio che mi viene in mente nella Bibbia, e cioè quello di Abramo e Sara e quindi del loro futuro figlio Isacco. Quando si dice che Abramo sta aspettando fuori dalla tenda, dalla capanna, insomma dal luogo in cui vivono ed è molto anziano, sono molto anziani entrambi, e lui sta lì insomma sotto il sole, sta nella canicola aspettando non si sa bene chi dovrebbe arrivare sotto quel sole. E potrebbe arrivare prima o poi un pellegrino, no? Noi sappiamo una cosa che a me capita di ripetere sempre in questi incontri, però alla fine è sempre bella riascoltarla,
e in qualche modo chi non l'ha sentita almeno trova come dire, un'idea che rimarrà fissa, credo. È quella del pellegrino in senso, nel senso dantesco, cioè la parola di Dante, no? Nella Vita Nuova, il pellegrino, parlava del pellegrino in senso largo e in senso stretto. In senso largo era il pellegrino chiunque abbandoni la propria casa e si faccia forestiero e si metta in viaggio, quindi perda le sue certezze, perda le sue sicurezze. Potremmo dire, se fossimo nel Novecento, perde le sue identità, le sue maschere, no? Il pellegrino in senso stretto chi va alla casa di Jacopo, cioè a Santiago de Compostela, no? Perché poi il pellegrino in senso stretto, quello va a San Giacomo, mentre quello che va a Gerusalemme è il palmiere, no? Il Romeo va a Roma, ciascuno ha il suo nome. Però se noi tendiamo al pellegrino in senso largo, e cioè chiunque abbandoni la propria casa e quindi abbandona le proprie maschere, l'identità, la sicurezza, la propria vita stabilita, e si mette dentro un territorio del rischio, dove ovviamente la paura anche è uno degli elementi, e beh, allora riusciamo a vedere Abramo, diciamo, no? Che sta lì e sa che prima o poi qualcuno arriverà. Ora, chi si mette alla porta aspettando non sa mai se chi arriverà sarà il pellegrino in senso stretto, il pellegrino in senso largo, cioè chi ha abbandonato la sua casa e quindi potrebbe essere un migrante, no? Uno che scappa da una guerra, uno che scappa perché deve scappare, oppure potrebbe essere un transumante, no? Uno che sta portando, ad esempio, come dire, degli animali da un posto all'altro. Potrebbe essere un nomade, oppure potrebbe essere un delinquente, un assassino, chi lo sa. E beh, il senso dell'apertura, dell'accoglienza, e cioè in quel caso dell'ospitaliere, è proprio in questo rischio che si assume. Io apro la porta e basta. Non la apro perché so che arriverà il pellegrino in senso stretto, e cioè il pellegrino della mia religione. Non la apro perché so che arriverà il turista che mi pagherà. Non la apro perché arriverà qualcuno che io posso identificare e che fa parte del mio gruppo, di una setta, no? Qualcuno di simile a me. Io la apro anche accettando il rischio che forse arriverà qualcuno che mi ucciderà. Queste sono le porte aperte. Ecco, lui si mette lì e aspetta. Arrivano 3 personaggi e corre a dire a Sara che bisogna accoglierli, bisogna dargli del cibo, bisogna ristorarli, insomma. Grazie a questo atto di generosità, di fraternità, secondo me, di viandanza, verrà detto a questa coppia di anziani signori che dopo un anno, da un anno a quel momento, insomma, avranno un figlio. Com'è possibile avere un figlio così anziani? Adesso al di là che si creda o no, è interessante il racconto. E cioè che la discendenza, tutta quella storia che arriva fino a noi, la discendenza è possibile perché uno è uscito da casa sua e ha aspettato che qualcuno arrivasse senza sapere chi fosse e lo ha accolto e basta. Secondo me questa è una parte della viandanza. Ora, questa parola ha 2 facce. Una sono le porte aperte e una è il movimento. Non per forza deve essere il camminare. Secondo me ci sono persone che non possono camminare e sono degli enormi viandanti, persone che non possono più camminare. Ho incontrato in cammino, ad esempio, ho incontrato delle persone senza una gamba, senza 2 gambe, persone molto malati terminali, che erano dei viandanti luminosi, cioè in qualche maniera che i 2, 3, 4, 5 chilometri, gli 0,1 chilometri che riuscivano a fare in un giorno erano superiori a tutti i chilometri che io avrei potuto fare in un mese. Erano molto più luminosi i loro chilometri dei miei. Erano lucenti perché avevano tutta la voglia di vivere e di esperire fino alla fine. Si può essere viandanti dentro uno spazio chiuso, ci sono anche opere letterarie del passato che parlano di questo, di pellegrinaggi intorno a una stanza, ci sono gli esempi dei pellegrinaggi fatti durante il Medioevo, ad esempio nei chiostri dei monasteri, dove veniva ricostruito in miniatura un vero e proprio pellegrinaggio, no? Un po' come quei parchi, non so, dove c'è... Prego?
Ecco, quelle robe là, esatto, è uguale. Quando non ci si poteva spostare, ci sono stati periodi della storia in Europa in cui il pellegrinaggio in alcuni paesi è stato vietato, ad esempio, per diversi motivi. Anche la Chiesa l'ha visto di cattivo occhio in determinati periodi, perché quando il numero cresceva troppo si rendevano conto che il pellegrino si poteva dare alla vita licenziosa, no? Come dire, ai piaceri della vita, mangiare, bere, fare l'amore, no? Tradire, quindi non so, la propria moglie o il proprio marito, perché anche le donne andavano in pellegrinaggio. Erano minoranze, però c'erano, anche i bambini andavano in pellegrinaggio da soli, senza essere accompagnati. Ci sono le cronache anche di questo. Quello che voglio dire è che non basta camminare poter dire di essere in cammino, non basta neanche essere in cammino, secondo me, per poter dire di stare su questa strana strada della viandanza. Se io faccio trekking, è un'attività salutare sicuramente, che mi porta del bene dal punto di vista fisico, però se faccio trekking attaccato al cronometro, ai dislivelli, alle isoipse, alle curve di livello che trovo su una mappa, no? Al conteggiare quanto ho fatto in quel tempo, io non sono in cammino, è come essere su un tapirulan, è come essere in una palestra, sto sempre misurando, mi sto sempre misurando, sto sempre facendo una competizione con me stesso o con degli altri, sono dentro una dimensione agonistica e nella dimensione della viandanza non esiste l'agonismo, non c'è nessuna competizione, anzi a volte addirittura il cedere il passo all'altro, cioè farsi ultimi può diventare paradossale, no? Al punto che nessuno più si muove per lasciare per essere l'ultimo, parlo dal punto di vista del pensiero. E quindi l'unione di questi due movimenti, un movimento che può anche non essere movimento, si può essere fermi o in movimento, ma vuol dire essere in cammino, cioè in qualche maniera darsi al mondo, darsi all'esperienza del mondo, andare nella fatica, fare fatica, la fatica fa bene, la fatica ci fa perdere pensieri, la fatica ci fa dimenticare pezzi di noi e ci fa anche capire che siamo piccoli. Questo rischiare tutti i giorni di perdere la strada, perdersi consapevolmente, questo non sapere dove si andrà a finire, questo volersi affidare agli altri, questo chiedere aiuto, chiedere dell'acqua, chiedere un letto, chiedere la strada, chiedere sempre qualcosa e dimostrare di essere fragili, di essere più piccoli, questo camminare in una foresta dove un faggio di 50 metri ti dimostra che non sei niente, oppure una farnia di 400 anni, insomma, ti dimostra che non sei niente. A me capita sempre, piccola parentesi, poi chiudo questa domanda senza fine, mi capita spesso quando sono di fronte a degli alberi monumentali di sentirmi, non saprei cosa, ad esempio vado spesso su un'isola che è qua vicino, che probabilmente conoscete bene, che è l'isola di Kersozres, bene, nel Quarnero, e c'è in un villaggio una grande quercia, si dice abbia più di 400 anni, sapete poi è difficile calcolare esattamente, comunque l'I ha, è enorme, no? Ha una base, un tronco di metri, e alcuni anni fa è stata colpita da un fulmine nel villaggio di San Pietro, da un fulmine, quindi la davano per spacciata, per morta, no? E invece da qualche anno ha cominciato a rigettare, non muore mai. E quando l'ho vista rigettare, un po' di tempo fa, ho pensato a quanto ero stato sciocco anche prima, quando mi ero fermato di fronte all'albero morto, come dire, quasi piangendo, dicendo tutta questa storia che è morta, poi per la casualità di un fulmine, certo, e ho detto quanto stupido sono stato a non pensare che si sarebbe rialzata quella quercia. Noi non ci rialziamo di fronte a un fulmine. Insomma, tutte queste cose che fanno parte del movimento, dell'andare, o dell'andare anche stando fermi, e delle porte che si aprono senza sapere chi arriverà, secondo me insieme danno vita a questa viandanza. Dico l'ultima cosa, questa parola che mi sono ritrovato in bocca così anni fa, prima ancora di scrivere il libro organizzai un festival che si chiamava Festival della Viandanza. All'inizio mi ricordo che le persone che erano intorno a me dicevano boh, ma cosa vuol dire? Non vuol dire niente, no, la parola. Ho detto, beh, a me pare che la parola sia bella. E infatti è bella, dite la verità, è bella la parola è bella, è piena di A,
innanzitutto sonoramente è bella, fonicamente è bella, perché i suoni sono importanti, no? E i suoni sono importanti perché la poesia è dentro di noi, basterebbe andare a fare un'indagine sui titoli di giornali e vedere che la maggior parte sono endecasillabi. Chiudo l'ennesima parentesi. Insomma, è piena di A e poi rimanda alla via, al viandante e alla danza, la via che danza e la via che si fa attraversare dalla danza. E questo ballo gioioso, solare, dato da questa A aperta, l'apertura della danza e della strada. Beh, insomma, secondo me è così. Ci sono delle parole che emergono dal vuoto, dal nulla, dalla memoria, dalla dimenticanza, e poi diventano necessarie. In questi anni questa parola viandanza viene utilizzata, io la vedo dappertutto, anche in situazioni di ogni tipo. Cioè, andiamo a fare la viandanza. E io sono molto felice perché le parole non sono mai tue. Cioè, non so come dire, non è niente tuo, no? Le parole sono di tutti. Quando usiamo in tanti una parola vuol dire che avevamo bisogno di quella parola. E quindi che cos'è la viandanza? Secondo me tutte le cose che ho detto fino adesso e poi tutte le altre cose che non ho detto e che non saprei spiegare, diciamo. Ascoltandoti mi è venuta in mente una cosa che non ti ho mai chiesto, è che tutta questa tua sensibilità, attenzione al cammino, alla viandanza, come è nata? Qual è stata la scintilla che ti ha fatto esplorare il cammino e tutto il significato che si porta con sé? Allora, io andavo a camminare ogni tanto, come capita alla maggior parte delle persone. Io sono triestino, quindi il Carso è dietro l'angolo, no? Così come per chi abita in Friuli, ha le montagne ovunque, cioè noi siamo circondati da montagne, per i triestini sono montagne anche quelle di 120 metri, non c'è niente da ridere. Non ridete, stanno registrando, non ridete, poi tagliate questa cosa. Allora, beh, scusate, ma voi siete mai andati per esempio, in Carso siete andati? Se io vi dicessi la Varosandra, ok, siete mai andati sui monti sopra la Varosandra? Monte Carso, Monte Stena, ma insomma anche se non sapete i nomi sono quelli che stanno a... Beh, quando ci siete andati non vi sembrava di essere più in alto? Siete a 300 metri, sembra di stare più in alto, no? Prego? Sì, ma anche sono proprio le caratteristiche, insomma. Però anche stare lì, per dire che anche stare lì ti sembra di stare in montagna, no? E poi tutte le montagne che abbiamo intorno, ma non ci sono solo le montagne, no, per camminare. Quindi si andava a camminare, ma erano sempre escursioni. E per me la parola escursione è una parola che ho sepolto, appunto, e fa parte dell'altra vita. Escursione, no? Correre fuori. Correre fuori da un posto, non vuol dire entrare dentro un posto. Escursione e incursione sono delle parole cugine. Chi è che fa le incursioni? I soldati. E ad esempio quando uno va a camminare con l'idea di rispettare dei tempi, delle tabelle, di partire a quell'ora, arrivare a quell'ora, e, no, cercare di essere più veloce dell'ultima volta e così via, secondo me sta facendo una vera e propria incursione, cioè gli manca solo in qualche maniera un Kalashnikov, una tuta militare, e lo dico ovviamente con ironia, ma in qualche maniera sta sempre dentro un ordine, una serie di regole che sono le stesse regole che abbiamo nella vita quotidiana, che quell'ora vai a lavorare, quell'ora stacchi, devi andare di qua, di là, e se anche il cammino deve essere questo, perché farlo? Allora, non mi ricordo quando era adesso, 2006, penso, 2006, 13 anni fa ho fatto per la prima volta il cammino verso Santiago, il cammino cosiddetto francese, non so se qualcuno di voi l'ha fatto. Qualcuno in sala ha fatto un cammino verso Santiago? Una. Cavolo, non è mai successo così poco. Qualcuno di voi è andato a Roma a piedi? No, sono domande, no, solo per capire. Ottimo.
Ok, allora sono andato a fare questo cammino verso Santiago, ho detto il cammino francese perché esistono decine e decine di cammini verso Santiago de Compostela, non ce n'è uno. Così come esistono decine e decine di cammini che vanno verso Roma e così via, perché i pellegrini partivano sempre da casa loro, andavano e se avevano fortuna tornavano, infatti tutti facevano testamento, perché non si era sicuri. Per cui parto dai Pirenei, insomma ci metto più di un mese, arrivo in condizioni disperate, cioè, insomma, per uno che andava a camminare ogni tanto così, andare a camminare per più di un mese, robe da matti, cioè, avevo le vesciche anche sulle guance, cioè, no. E quel cammino fu io non ero credente, ero agnostico, per cui non mi ponevo neanche il problema. Non lo sarei diventato neanche dopo credente, ma queste sono cose mie, non c'entrano. Era per dirvi che non sono stato spinto da una motivazione di fede. E quando sono arrivato ho capito, non ho capito niente, diciamo, la prima volta ho pianto, questo me lo ricordo, è come succede a molti, o a tutti. E ho capito, una cosa l'ho capita, che niente sarebbe stato come prima. Perché dopo anni trascorsi soprattutto nella poesia, potrei dire che questa era la vita di prima, insomma, la passione più grande è sempre stata la poesia, e quindi la poesia era l'idea di un altro mondo possibile con dei ritmi che lo governavano in un altro modo, perché la poesia è il ritmo, prima di tutto, un mondo diverso con un altro ritmo, in cui le varie direzioni, in cui le spinte che vengono dal basso verso l'alto e le spinte che arrivano invece su un piano orizzontale, che sono le spinte delle relazioni con le persone, della comparazione tra te e gli elementi che ci sono intorno, che sono fortissime nella poesia, e lì erano visibili, non so come dire. La poesia si faceva visibile. Poi il fatto di camminare, di essere dentro il ritmo per ore e ore, tutti i giorni, e incrociare questo ritmo con questo mondo esperito dentro la fatica, dentro gli incontri, dentro la solitudine e i silenzi, era per me un grande poema. Cioè ho detto, cavolo, non so se posso dire qualcosa in triestino, ma che qua ho detto, ma io ero proprio Mona, cioè io ero come un Mona sempre serato dentro una casa a scrivere, non capivo che c'era un mondo e la poesia si incarnava in qualcos'altro. Per farla breve, sono diventato un tossico di cammino in quel momento, come succede anche a molti. Io vi auguro questa dipendenza, vi auguro anche di liberarvene. Non esistono dei servizi sociosanitari che vi aiutano, sappiatelo. A parte gli scherzi, è vero, nel senso che i primi anni ho fatto non so quanti lunghi cammini, tanti, e i primi anni andavo sempre a Santiago, ma da tutte le direzioni possibili e immaginabili, perché la Spagna è grande, no? Dal nord, il sud, qualsiasi posto. Questa cosa ovviamente ha portato dei grossi problemi nella mia vita, cioè avevo già dei problemi e li ho tuttora, però quella volta di più, perché una serie di cose non le potevo più, non avrei più potuto farle. Una serie di lavori non avrei più potuto accettarli, una serie di amicizie non avrei più potuto coltivarle o mantenerle, una serie di persone non avrei più potuto averle accanto a me, una serie di vestiti non avrei più potuto indossare. Davvero è così, perché non era più fisicamente possibile. Dopo che passi settimane e mesi su una strada e sei con un unico vestito, impolverato, sudato, sporco, e hai uno zaino in cui tutte le cose di cui hai bisogno sono là dentro e non ti serve niente, più vai in avanti più ti rendi conto che non ti serve niente, e dove se ti affidi le persone ti aprono le porte e si divide tutto quello che c'è, e meno c'è si divide anche quello, e si sta all'aria aperta tutto il giorno e non si ha paura degli elementi della natura e non ti frega più niente se piove, c'è il sole, c'è il temporale, c'è la canicola,
estate, inverno, le stagioni entrano dentro di te, diciamo. Ecco, tutto questo, dopo che questa cosa l'hai vissuta e l'hai fatta entrata sotto la pelle, si è insediata in te, diciamo, per settimane e mesi, e questa cosa va avanti per qualche anno, come pensi di poter entrare in un ufficio, stare là di fronte al computer con l'aria condizionata, oppure con i colleghi, e sentire le persone intorno a te che parlano delle solite cose di cui parliamo noi esseri umani, niente di più e niente di meno. Però spesso molte cose pratiche, le cose da comprare, le cose da comprare che sono, per uno che poi sta con lo zaino, sono tutte inutili, dalla prima all'ultima, cioè inutili tutte, vuol dire anche la casa, cioè, dalla casa in giù, tutto inutile. Il fatto ad esempio che bisogna apparire in una certa maniera perché in quel modo tu puoi stare in società, no? Sappiamo che ti devi vestire in un certo modo, devi avere una forma, tutte cose impossibili, basta, non ne puoi più, davvero, ma all'inizio puoi prendere a cercare dei compromessi, poi più vai avanti in questo, più ti rendi conto che l'unica cosa che riesci a dire è no, non ce la faccio. Ok, ecco, è andata così. Per cui sono stati anni di quel tipo, però dico l'ultima cosa perché si ricollega a Cervignano. Proprio qualche anno dopo Santiago, nei primi anni matti disperatissimi, quello che pensai, e poi lo pensai insieme a qualche altro amico e poi diventarono più amici, fu che così come si poteva essere pellegrini a Santiago, sulla via Francigena, sulle grandi vie, diciamo così, si poteva essere pellegrini in casa, che la grande sfida era essere pellegrini in casa. Per cui così sono nati ad esempio questo gruppo associazione di cui c'è un componente almeno in questa sala, forse di più, no, uno ce n'è. Confermi uno? Questo se giri, zonti? Rolling Clubs, se qualcuno ha sentito parlare di questo gruppo, alla ricerca delle antiche vie in questa grande regione che non è il Friuli Venezia Giulia solo, è tutta questa area, era quell'idea lì, e cioè farsi pellegrini a casa propria. E così per anni siamo andati a cercare le antiche vie qui, per anni siamo passati, io ci sono passato almeno 3 volte a piedi a Cervignano, andando a Venezia, e ovviamente non incontravamo mai nessuno, non si incontrava mai nessuno. Questo è uno dei grandi problemi, cioè che noi poi siamo molto bravi ad andare a camminare in montagna, ma noi abbiamo dimenticato la pianura, e meno persone vanno a piedi a guardare, a criticare, a analizzare, a osservare, a chiedere dell'acqua, a chiedere aiuto, a entrare dentro i giardini delle case in pianura, più la pianura perde l'anima in qualche modo. E camminare molto in questa regione da pellegrini è stato molto bello perché quello che si può vedere, quindi ha a che fare con quella prima volta, cioè non ha senso andare quello di cui ti rendi conto è che non ha senso andare così lontano a cercare qualcosa che puoi cercare in casa. Andare lontano va bene anche, però lo devi cercare qua. Quello che a me interessa, e la ragione poi anche di questi libri, questi incontri, oppure non so, il fare la guida in queste terre per me, è cercare di propagare il più possibile questo spirito qui. Cioè mi piacerebbe vivere in una terra piena di pellegrini in senso largo e di ospitalieri. Mi piacerebbe vedere le case aperte, le persone che si fidano, le persone che si muovono con poco, al di là del fatto che possano o non possano camminare, che vanno verso la semplicità, hanno meno cose e hanno più fiducia verso gli altri. Ecco, questa è la ragione anche per cui, ad esempio, tu dicevi di quella domanda là, ma io detesto non è la parola giusta. Non ho mai amato, ecco la parola giusta, non ho mai amato i tatuaggi, e questo inverno sono andato a camminare un mese in Spagna su un vecchio cammino di Santiago, non c'era nessuno per settimane, zero, proprio non era una vecchia via,
sono arrivato all'oceano. E quando sono arrivato a Santiago, era inverno, ho deciso di farmi un piccolissimo tatuaggio, che è una concia, una conchiglia di San Giacomo, sapete, no? E me la sono fatta al posto dell'orologio. È piccola, poi non si vede, cioè non è che la devo mostrare a nessuno, la devo vedere io, perché ogni giorno, quando sono in un posto in cui magari non si vede, però lo vedo io, guardo qui, guardo il braccio, guardo l'ora, vedo solo una conchiglia. Mi devo assolutamente ricordare ogni giorno che quel cammino lì è stato l'inizio di un'altra vita, e anche quando ti incupisci, le cose vanno male, voglio ricordarmi ogni giorno di continuare a vivere in quel modo. Ecco, per cui io vi consiglio non di andare a Santiago, vi consiglio di provare a fare un'esperienza del genere. Di non avere paura di andare verso uno spartiacque della propria vita, a qualsiasi età. Non conta avere 20 o 80 anni. Secondo me almeno. Ho conosciuto dei signori ottantenni che hanno camminato, con cui abbiamo camminato assieme, splendidi, persone che magari hanno cominciato a fare tutto ciò da pochi anni e adesso dicono che la loro vita è cambiata. Volevo chiederti, l'hai già detto in parte, ma si sente tanto parlare di Santiago, della via Francigena, e appunto ci si dimentica a volte di altre vie e di poterle riscoprire. Allora volevo chiederti, aiutaci un po' a mettere a fuoco, a capire quelle che possono essere le vie uscendo veramente di casa domani e mettendosi in cammino qua. Allora, Scusa, io gli sono debitore per un'altra cosa. Oltre alla parola viandanza, mi ha fatto conoscere una cosa di cui io per ignoranza non conoscevo l'esistenza, che è una terra, che è la Ciceria, a cui tu sei molto affezionato, e ti chiederei poi di raccontarci che cos'è. beh, vie qua ce ne sono molte perché siamo vicini ad Aquileia. E tutte le vie in una maniera o nell'altra partivano da Aquileia. Aquileia voglio dire, dopo Roma è stato un periodo in cui era la seconda città. Le sue propaggini arrivavano fino al Timavo, alle risorgive del Timavo, quindi a Trieste. E c'erano vie che ad Aquileia andavano verso est, ad esempio verso Emona, cioè Lubiana, oppure che andavano verso il nord Europa, oppure andavano verso ovest, e quindi in particolare verso Venezia. Dopodiché ci sono tutta una serie di piccole vie, no, in qualche maniera che si intersecavano. Ovviamente la maggior parte delle vie prima erano romane, e poi durante il Medioevo, quando alcune si sono perdute, altre hanno resistito, e quindi le vie romane erano sempre le migliori, diciamo, erano quelle più facilmente percorribili, quelle che erano state studiate meglio, no? Anche dal punto di vista delle curve, delle ascese, no? E così via. Per cui finché si potevano seguire si seguivano, altrimenti si trovavano delle vie solitamente vicine, o comunque i pellegrini, i viandanti, i mercanti, tutti quelli che camminavano molto nei secoli passati non volevano mai fare il grande passo di montagna, non andavano mica in cima, cioè cercavano la via più facile. Per cui qui in pianura qualcosa è cambiato, perché è cambiata la laguna nel tempo, per cui ci sono delle vie che erano più basse che si sono alzate, per dire. Però si può ancora fare, diciamo, che ne so, da qua uno può andare verso Aquileia e da lì andare verso Concordia Sagittaria, per capirsi, e da lì poi scendere verso Venezia. Tra l'altro credo che ultimamente abbiano messo anche dei segnali, più gruppi, più associazioni, perché come sempre questo è un vezzo totalmente italiano, siamo incapaci di
di fare una rete e unirsi e fare un solo segno. Se voi andate in Spagna, in qualsiasi posto siate, vedrete una freccia gialla, che ne so, siete a Seviglia, siete a 1000 chilometri a sud, c'è una freccia gialla. Qua da noi, da queste parti, potete trovare una freccia gialla e poi l'indicazione di cammini con altri nomi. Questo è il classico nostro problema, cioè che ciascuno vuole mettere in qualche maniera il suo marchio, mentre le vie sono di tutti. Io non penso che la cosa, quando uno dice quali vie potrebbe fare, qui mi trovo un po' in ambasce, nel senso che in tutti questi anni di cammini fatti o da solo, o ad esempio con il gruppo dei Rolling Clubs, oppure con altri amici, oppure facendo la guida, non ho mai voluto mettere un segno da nessuna parte. Non ho mai dipinto un albero, un palo, non ho attaccato un adesivo, giuro, mai niente. Mai lasciato un segno, perché credo che anche questo possa diventare una postura, un modo per noi, cioè quello di non pensare che la strada sia nostra, ok? Che noi possiamo anche essere un gruppo di appassionati, di persone che mettono a posto una via per farla fare agli altri, ma non abbiamo bisogno di metterci il nostro nome sopra, perché la via non è nostra, la via è di tutti. E noi passeremo, moriremo, verranno altre persone e la faranno uguale, cioè, come dire, quello che conta è il passaggio, secondo me. Per cui anche una delle ragioni di questi libri, in cui gli esercizi di cui dicevi all'inizio, gli esercizi non erano legati al fatto di andare in quella via, no? E cercare quel itinerario, no? Come fare, dove svoltare, no. Ma sono libri in cui in qualche modo si parla del come affrontare emotivamente, spiritualmente, sentimentalmente. Sì, un'educazione sentimentale. Sì, la via. Che era, secondo me, il problema principale è quello, perché tu puoi trovare delle guide che ti dicono dove camminare qua, puoi trovare dei manuali di trekking che ti dicono cosa comprare, quale zaino, quali scarponi, quale giacca, quali bastoncini, quanto deve pesare il tuo zaino, tutte queste cose. Ma nessuna di queste cose ti salverà. Potete avere anche l'attrezzatura più tecnica, a meno che voi non andate a fare gli 8000, cioè andate nelle vette più alte del mondo, a meno che non facciate questo. Voi potete fare dei lunghi cammini, attraversare ambienti, habitat molto diversi con il minimo necessario, il minimo dell'attrezzatura, il minimo del vestiario. D'altronde ce lo raccontano gli stessi soldati romani che camminavano su quelle strade con 30-40 kg addosso, cosa avevano con quei sandali che avevano, oppure i pellegrini che per secoli hanno camminato in tutte le condizioni di miseria assoluta, oppure i nostri soldati che hanno camminato migliaia di chilometri nella neve, scalzi e così via. Lo sapete, possiamo andare avanti molto, però dimostra sempre che quando c'è la resistenza, l'idea come dire, di dover andare, perché fa parte di una sorta di imperativo morale, che stiamo facendo un gesto che va al di là del fare la passeggiata, allora noi andremo e basta, ce la faremo. Questa è una cosa che si nota in tutti, che bisogna occuparsi meno della parte materiale e più del resto. Ed è questo la ragione anche di questi libri, è dato da questo, che quando mi trovavo nell'enorme difficoltà psicologica dei primi anni, in cui camminavo come un ossesso e non sapevo più cosa fare della mia vita, cosa fare realmente, con chi stare, con quali persone, dove tornare, qual era la casa. Vedevo questi libri che mi parlavano delle cose pratiche e non servivano a niente, perché dopo che cammini per settimane non hai più bisogno di niente, non ti interessa niente, puoi avere
una borsa della spesa sulle spalle, è uguale. Puoi portare tutti i chili che vuoi, puoi camminare con dei sandali, a un certo punto i piedi si sono abituati, dopo lungo tempo, dico tutto questo, quando uno cammina per lungo tempo, a un certo punto, siccome i problemi fisici non ci sono più, tutto è nella testa, il cammino è solo testa, e lì cominci a pensare alle persone che hai a casa, all'idea della casa, se tornare a casa, qual è la casa? Perché a un certo punto ti fai prendere la voglia dal desiderio del mondo, no? di attraversarlo tutto. Ecco, allora questo era il problema, per cui io mi ritrovavo da non credente a leggere la Bibbia, perché era un libro che mi stimolava a stare dentro una dimensione, diciamo così, che tendeva all'assoluto. Era questo che secondo me faceva il cammino. Il cammino ti fa togliere, ti induce a togliere, a buttare, a sottrarre, a buttare giù cose, perdi cose, perdi parole, perdi pensieri, perdi un po' tutto. Alla fine vai verso un luogo, un punto di semplicità molto denso, e cioè vai verso una forma di assoluto, che non vuol dire che vai verso Dio, vai verso ogni idea possibile di Dio, cioè nel senso di ogni idea di assoluto. È come se i pensieri si sfangassero, perdessero tutte le loro superfici, piano piano arrivassero a un punto, no? Fossero delle punte acuminate, fossero delle punte sparate verso il cielo, l'universo, e tu sei là e ti rendi conto che sei fragilissimo, che sei trasparente, che non hai corazze, ecco. E hai bisogno di qualcuno che ti dica una parola che sia, non che ti rincuori, una parola che in qualche modo vada verso quell'assoluto, verso la profondità, che è sempre una direzione che di qualche maniera si estende nella profondità dello spazio, no? E non le piccole cose. Ecco, per cui fu anche scrivere per curarsi, no? Per cercare di dare un ritmo ai pensieri, creare uno strato di pelle di protezione. E io non mi ricordo più qual era la domanda. No, vabbè, ma non importa. Giuro, non me lo ricordo. Qual era? No, i cammini del I cammini qua intorno. Beh, ma insomma, ma in qualche modo era una risposta. Volevo chiederti un'altra cosa, che proviene sempre dalla mia profonda ignoranza. Cioè, ho sempre pensato e concepito il cammino come un'attività solitaria. Invece poi, quando ti ho conosciuto e ci hai raccontato e ho scoperto l'esperienza dei Rolling Clubs, ho scoperto un'altra cosa, che è la condivisione del cammino. E volevo chiederti qual è la differenza, se esiste, e che cosa spinge a mettersi in cammino da soli o in gruppo. Allora, sono due attività totalmente diverse. Non faccio dei paragoni, e non c'è un'attività che sia superiore all'altra, secondo me. Sono totalmente diverse, come se giocassero proprio in dei campionati di viandanza differenti. Camminare da soli è, posso dire questo, che se non si cammina da soli, poi camminare in gruppo è impossibile. Cioè camminare soltanto in gruppo forse è lacunoso. Camminare da soli e in gruppo è qualcosa che fa imparare molto. Quando si cammina da soli si è esposti a tutto, soprattutto a se stessi, perché uno dei più grandi problemi che abbiamo di solito non sono gli altri, ma siamo noi. Quando le persone, ad esempio, a me fa sorridere, perché le persone che vogliono cacciare tutti quelli che arrivano qui, tutti gli stranieri, i migranti, quelli che arrivano da fuori, e vogliono che restiamo solo noi, mi fanno sorridere, perché il giorno in cui resteremo solo noi, cominceremo anche, come sempre, a scannarci tra di noi, perché anche tra di noi ci sarà quello più e quello meno, e alla fine resterai solo tu, e quello sarà il momento più duro di tutti,
perché dovrai fare i conti con te, con tutte le parti di te, se sarai onesto, con i frammenti di te, e lì rischi di impazzire. Il cammino, secondo me, è questo, cioè dopo i primi giorni, dopo il primo periodo in cui il corpo ti parla e di conseguenza tu devi ascoltarlo e pensi a dei problemi che hai, e pensi al tallone, e pensi alle ginocchia, alle anche, le donne soprattutto hanno di solito problemi alle anche, pensi alle spalle, alla schiena e così via. Appena questi dolori o fastidi se ne sono andati, resti tu. E allora lì c'è poco da fare, nel senso che non puoi barare. Quando noi siamo nella vita normale possiamo barare molto, molto, possiamo attaccarci al telefono, al computer, andare a bere 3 spritz per cercare di arrivare a un livello in qualche maniera di smemoratezza, dimenticare i problemi. Possiamo andare a comprare cose perché comprando in qualche maniera esercitiamo un potere e questo potere ci sembra che ci faccia stare bene, se non che una volta che hai finito di comprare anche quella sensazione se ne va. Possiamo fare tante cose per evitare di pensare a noi e dentro di noi. Però quando sei in cammino da solo, da sola, per lungo tempo, non puoi scappare. Dove vai? Sei là per ore e ore tutto il giorno e questo ritmo dell'andare tra l'altro ti porta a fare una sorta di ordine dentro il cervello, cioè non è che i pensieri si facciano più chiari, però in qualche maniera riesci a separarli. E la fatica aiuta, perché la fatica aiuta a scremarli, e a un certo punto devi fare i conti con te, non c'è niente da fare, per cui il cammino solitario secondo me è stupendo, è molto duro, è un grandissimo esercizio, in qualche maniera a volte rimanda come dire, all'esperienza del monachesimo, sì. A volte ti senti come l'eremita sopra la colonna, avete presente? E se leggi i racconti di quelle storie di eremitaggio, ti rendi conto che quello anche è stato un modo di andare verso la saggezza cosiddetta. Penso che camminare da soli non renda più saggi, però ti mette su una strada in cui capisci che esistono forme di saggezza che in qualche maniera ti vengono incontro e più facilmente le puoi vedere perché c'è meno rumore, sei meno disturbato che nella vita normale. Invece il cammino di gruppo è un cammino in cui devi, a volte è più duro del cammino solitario perché devi scendere a patti con gli altri, perché magari ti dà fastidio come cammina piano una persona, come cammina veloce una persona, ti dà fastidio che quando arriva la prima cosa che fa è prende il letto più bello per sé, ti dà fastidio che non aspetta gli altri per mangiare, ti dà fastidio che ti lascia l'acqua fredda, ti dà fastidio che parla in continuazione e tu vorresti ascoltare, che ne so, la Poiana. Ti dà fastidio perché a un certo punto ti può dare fastidio la sua sola presenza, perché se ci cammini per 8-10 ore al giorno e ci dormi pure assieme diventa, no? E anche lì il problema sei tu, insomma, il problema diciamo sei sempre tu, no? Siamo sempre noi. Perché riuscire a camminare con persone molto diverse da noi e dormirci assieme, entrare in un'intimità con degli sconosciuti ad esempio, è una cosa molto forte, no? A me capita, soprattutto facendo la guida, una delle cose che si dicono alle persone che vengono è: guardate che dovrete condividere la stanza e potrebbe accadere, anzi accadrà anche il letto. Il letto, tra sconosciuti. Di solito dopo la prima volta che hanno dormito 2 persone sconosciute dormono nello stesso letto perché non c'è altro posto, il giorno dopo il grado di intimità si è alzato. Complicità anche, poi magari si dicono di tutto perché quello russava come un trombone, no? Succede. Ok, però la cosa di gruppo fondamentale è che si è costretti a vivere assieme e si è costretti in una maniera o nell'altra a aiutarsi, no? Cioè a condividere il cibo, lo spazio, la fatica. Di solito quando degli estranei arrivano
cioè, gli estranei che arrivano non sono mai un gruppo. Diventeranno gruppo, e questa secondo me è una legge matematica, diventeranno gruppo, e lo si vedrà dopo qualche giorno, quando tutti si preoccuperanno sempre di chi è dietro. Per me l'unica legge quando si è in cammino è questa, a furia di, lo dico anche a furia di essere poi ripetitivo, che è il famoso passo dell'ultimo. Ecco, il passo dell'ultimo da solo non lo puoi fare, per dire. Cioè non puoi essere più lento di te stesso. Puoi sì puoi camminare più lentamente dei tuoi pensieri, però insomma non è la stessa cosa. E invece quella è la regola fondamentale. Quando le persone arrivano, all'inizio è come nella vita normale, dove tutti hanno la propria individualità spinta, dove tutti pensano a quello che devono fare, dove devono andare, agli affari propri. E quindi li vedi, un gruppo di estranei, diciamo che è un coacervo di corpi, non è niente, è un ammasso di corpi, uno sopra l'altro, solo che rotolano camminando, e ognuno va a suo modo, no? Come i cani che scodinzano, fanno le pipì di qua e di là, uguale. Uno lo vede più in fondo, uno sta dietro, uno sta di là, uno si forma una coppia e così via. E alla fine della prima giornata ancora non si sa dove sedersi, o ciascuno pensa in qualche maniera alla posizione migliore per sé. Poi però, dopo alcuni giorni, quello che cambia, secondo me, e nella vita normale non cambierebbe così, in maniera così radicale e veloce, è che le persone, piano piano, la maggior parte, si rende conto che aspettare l'altro, in qualche modo voler condividere tutto il cibo che si ha, dividerlo senza problemi, senza chiedere per primo, senza prendere per primo, è bello perché dà prima di tutto piacere a te stesso. È proprio una cosa di cui hai bisogno, dividere quelle cose che hai. Prendi le cose dallo zaino, le butti là e tutti le prendono, per dire, no? È una cosa molto forte perché è come è come se quel gruppo non sempre avviene in maniera così armonica e totale, ma a volte avviene. Quel gruppo che prima era un coacervo, un ammasso, una cozzaglia di corpi, ciascuno sparato in una direzione diversa dell'universo, diventasse un corpo unico, in cui tutti si aiutano, in cui non c'è bisogno più di una guida, perché tutti diventano guide per gli altri, in cui se qualcuno si fa male ci sarà sempre qualcuno che subito soccorre e tutti gli altri, in cui le persone sono disposte a interrompere se una persona non ce la fa, e quindi a sacrificare il loro, come dire, piacere momentaneo per l'unione di tutti. Questo avviene. E chiudo, ma la domanda che mi faccio sempre è quando questo si verifica, che dalla cozzaglia si arrivi al gruppo, un gruppo che diventa una sorta di società perfetta in quel momento, egualitaria, che non conosce età, perché possono essere insieme persone di 15 e 90 anni, veramente non c'è nessuna differenza. La formazione culturale, la provenienza, diciamo, socio-economica, niente di tutto questo ha senso, tutti uguali. E se è possibile là, perché non è possibile qua? L'ultima cosa che ti chiedo, e poi eventualmente passiamo la palla a loro, è appunto di parlarci di questa parola luogo che è Ciceria, e che forse ci dà anche la possibilità di introdurci un po' al lato selvatico di questa regione, e poi di Trieste selvatica, che è il tuo ultimo libro. Ma io non so se qualcuno c'è stato. Da dove la sei lei? Ah, ecco, cos'è? No, perché sentivo un accento. Due triestini a Cervignano. Ma dove vive? A Trieste, non vivete qua? Ah, ok. Voi sempre in Sicilia? A periodi.
Anche Lubiana? Va bene. Anche tu? Tu hai alzato la mano? Sì. So. Hai alzato la mano. Ah, perché? Ah, Triestin. De Ceroie. Ma ti de son? È il pastore? Ah, adesso te lo becca. Scusate, io vedo delle... Ti ho riconosciuto adesso dalla faccia. Bellissimo, sono contento. No, perché lui è un pastore del Carso che un giorno mi ha scritto un bel messaggio, noi non l'ho mai visto, per cui mi ha scritto un messaggio eh, con il libro Trieste selvatica tra le pecore, bellissimo, tutto rovinato dalla pioggia, bellissimo. Insomma, dicendo che anche lui faceva la sua via selvatica, no? A casa, in Carso, su un vero pellegrino, un pastore, per cui sono contento. C'è qualche altra sorpresa? No, Cicceria, beh, anche il libraio, Zongaro, Zaratino. Zongaro va spesso in Cicceria in bicicletta, però non a piedi, però conosce bene l'Istria. La sua libreria è bellissima, a parte i libri che ha qua dovete andare perché se vi interessano questi temi, scusate, ma è importante poi a Pordenone. È una libreria di viaggio storica, insomma, che vi può consigliare poi al di là dei libri di questa sera anche su molte altre cose. E anche sulla Cicceria, no, sulla Cicceria non vi potrà dare nessuna guida, ad esempio, perché fortunatamente non ci sono. È una terra molto poco conosciuta, ci cammino da anni e ci porto le persone a camminare tante volte all'anno. Ci sono tornato l'altro ieri, abbiamo fatto una traversata di 5-6 giorni. Ha la caratteristica per me fondamentale di essere un enorme vuoto, cioè con una densità antropica di poco superiore a quella dell'Islanda, tra due città molto antropizzate, cioè tra due aree molto antropizzate, cioè quella di Trieste e quella di Rijeka Fiume. C'è anche Capodistria, cioè per dire, non è solo... Ecco, c'è un grande nulla in mezzo. E una cosa interessante si lega, visto che abbiamo un pastore, perché questi cici sono erano dei pastori istro-rumeni, cioè di origine rumena, che più o meno nel 500, non si è mai precisi sulle date, salirono dalla penisola balcanica spinti dall'avanzare dei turchi e arrivarono dopo alcune soste, pare anche in qualche isola tra Quarnero e Dalmazia, arrivarono a insediarsi nelle montagne dell'Istria, dove non c'era nessuno. Infatti non c'è ancora nessuno. Sono dei pastori che erano senza scrittura, analfabeti, che hanno portato la loro lingua e l'hanno mescolata dunque con le lingue e i dialetti del luogo, sono molti, e quindi hanno accolto dentro di sé anche parole del lessico slavo, croato, sloveno e italiano, però su una base di rumeno, lingua latina. Il grande paradosso per quel popolo che non ha lasciato segni, memoria di sé, perché non ha costruito una propria filosofia, una propria visione del mondo, non ha costruito palazzi, non ha lasciato libri. Il paradosso grande è che probabilmente l'unico periodo in cui sono stati trattati meglio è stato il fascismo, perché vedeva questi latini dentro il mare slavo, diciamo, no? In qualche modo. Dopodiché sono stati comunque massacrati da tutti. Nel Novecento li ha visti veramente male, sia dai nazisti che hanno incendiato molti dei loro villaggi, e poi la Jugoslavia uguale, insomma, che, come dire, erano degli alieni, non si capiva realmente che cosa fossero questi poveri morti di fame, a cui tra l'altro per capirci, è una delle storie che racconto in questo libro, che è questo ultimo su Trieste,
e questo libro di Trieste Selvatica in qualche modo ha a che fare anche con alcuni dei temi che abbiamo raccontato prima del cammino, però vengono declinati dentro un'area e dentro una grande storia, che non è solo Trieste, il Carso, quella che una volta si chiamava Venezia Giulia, oppure chi chiamava Litorale e così via, insomma quell'area che sta a est di Trieste. E, ecco, tra le varie storie c'è questa, perché secondo me ha a che fare un po' con l'anima selvatica della gente che vive da quelle parti. Questi nell'Ottocento, quando Trieste era un grande porto, sapete, a Trieste arriva ad avere all'inizio del Novecento 230-240 mila abitanti e all'inizio del Settecento ne aveva 5.000. Era un villaggio dove si parlava un dialetto friulano. Pensate che cambiamento, da villaggio a metropoli, a porto dell'impero, a città ricchissima con etnie, lingue da tutto il mondo. Va bene, in questa grande ricchezza, in questa opulenza, un numero spropositato allo stesso tempo di osterie, di popolo, di prostitute, perché c'erano anche moltissimi uomini, mercanti, marinai, insomma tutto quello che potete immaginare. E c'erano molti figli nati come si diceva una volta, dal peccato, diciamo, va bene? I figli dei plutocrati triestini, si diceva, cioè molti di questi uomini che andavano con le prostitute avevano dei figli, quindi i figli poi le prostitute li abbandonavano nella famosa ruota, no? E noi abbiamo le cronache che ci raccontano che i bambini, questi bambini venivano mandati in Ciceria, venivano affidati a dei pastori, veniva dato dei soldi a questi pastori per tenerli fino al 18° anno di età, senza rivelare loro la verità. Quindi, chissà, anche questi era in qualche maniera nascondere la polvere sotto il tappeto, no? La città ricca che caccia via tutta questa cosa. E in Ciceria, quindi, oltre a tutti questi pastori che poi facevano la legna soprattutto, ma poi quando c'era la miseria nera andavano a imbarcarsi, e per quello che si dice, non so se si dice anche a Cervignano che Ciccio non sa per barca, se dici, bon, sapevate perché quindi? Bene, avete scoperto, si dice perché Ciccio non sa per barca, non è Ciccio di tipo Francesco, no? Ciccio, il Ciccio, non è fatto per la barca, perché appena andava in barca quello stava male, vomitava, perché era un uomo di bosco, era un pastore, era un uomo di monte. Questa è la ragione. Per cui, dove c'erano tutti questi poveri, c'erano anche i figli no? Abbandonati, insomma, questo luogo senza memoria, dove oggi non c'è niente, sono villaggi anche di un abitante, dove non ci sono strutture ricettive, pochissimo, quasi niente, non ci sono le gostilne, le conobbe, le trattorie, insomma c'è pochissima roba, diciamo, nella Ciceria, quella nel cuore di questa terra. Questo è anche un grande bene, che secondo me è un bene perché la preserva anche in questo suo splendore, e io mi auguro che non diventi anche questa occupata dal turismo selvaggio che insomma ci sta circondando. Questo volevo dire, poi chiudo perché secondo me la gente ha fame. Volevo dire che noi abbiamo una grande fortuna. Dico noi che viviamo da queste parti, che sia Cervignano o la pianura, la bassa friulana o Trieste, il Carso, quello che volete, è che viviamo in una terra che è una grande linea di margine, di sutura. La possiamo, da tutti i punti di vista, è una vera e propria soglia biogeografica. In qualche maniera ci sono delle specie che arrivano anche al punto di contatto e di contrasto, no? Quindi, ma è allo stesso tempo di popolazioni, di popoli che sono arrivati al loro punto di contatto e contrasto. Ed è una terra in cui è una terra che nel Novecento si è
si è sofferto molto, insomma, soprattutto da qua verso est, no? In questo caso ci sono state molte guerre, stragi, come dire, c'è cambi di bandiera in continuazione. E se la domanda che io mi faccio sempre, che è una domanda che vi invito a farvi: Carnia, Carinzia, Carniola, Carso, tutte la stessa radice, car, che vuol dire pietra, terra di sassi. Ma perché mai tutti questi morti, tutta questa volontà di prendere questi sassi, dove spesso non c'è niente? Ad esempio qui c'è una pianura fertile, ma di là non si dove c'è il Carso, cosa volete coltivare realmente? Questo, secondo me, abbiamo la fortuna di vivere in una terra di frontiera, di incontro e di scontro, dove sì c'è stato un secolo grave, pesante, che però nasconde dei gioielli in pochissimo spazio. Cioè, pensate, non so, si può andare alle foci dell'Isonzo, possiamo andare a vedere dei cavalli bellissimi, no? Alle foci dell'Isonzo, oppure gli uccelli di passo, fare pochissima strada, andare sulla linea dell'estrema del fronte della prima guerra mondiale, no? Vado sul Monte Armada, per dire, no? Dove l'Italia è arrivata al suo massimo, poi da lì posso vedere le tracce di un orso, tutto in un pochissimo spazio. Questo ci rende molto fortunati, questo ci dovrebbe spingere, secondo me, a cercare di farci veramente pellegrini a casa nostra, no? Di uscire di casa e perdersi in questi spazi, come se fossero la nostra Santiago, ecco. Luigi, grazie, c'è poco altro da dire. Io volevo solo sapere se qualcuno di voi ha qualche domanda o curiosità, altrimenti sì, vi lasciamo veramente andare a cena.